Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Come potete vedere siamo all'interno del menu diplomazia e ci ritroviamo davanti a un clan ostile. I Matsumoto ci hanno appena dichiarato guerra. Come potete vedere abbiamo due belli alleati nella nostra parte sinistra, gli Aizu e gli Josai. E dovremo far fronte a un altro clan, gli Shushunchiman, contro Ei Takayama. Vediamo un po', chiediamo aiuto ai nostri alleati ragazzi e vediamo un po' di iniziare questa guerra in modo soddisfacente. Vi Bene. do un consiglio. Mhm. Salutate i vostri cari. La morte vi verrà a trovare presto. Sì, Siamo in sì. guerra. Adesso vediamo. Abbiamo iniziato ragazzi questa bella parte con una bella guerra, quindi diamo un'occhiata ai nostri rivali. Non sono seguiti da nessun altro clan alleato, quindi allora, i Matsumoto dove si ritrovano per avere intanto un'idea dove si trova il nostro nemico. Matsumoto, allora, si ritrovano a sud delle nostre province, quindi possiamo lasciare per adesso il territorio dei Numata in preda alla neutralità ragazzi e concentrarci più sul sud di questa provincia. Allora, organizziamo praticamente il nostro esercito, il nostro battaglione. Per quanto riguarda questa città è la città più vicina al nostro nemico, anche questa nord di Shinano si ritrova molto vicina al confine, quindi dobbiamo rafforzare il nostro apparato bellico in queste due province, spostare l'intera armata che disponiamo a est, a Itaki, che ovviamente siamo circondati da alleati e la mossa saggia sarebbe spostare tutto questo esercito. Allora, diamo un'occhiata un po', prendiamo le migliori truppe, le migliori unità, ovviamente anche il nostro Frosty e Pinocchio. Spostiamoli via, vediamo un po', perfetto ragazzi, rimaniamo a zero con la popolazione neutrale in modo tale che essi non si ribellino. Allora, prendiamo il nostro esercito e trasferiamolo, molto bene, possiamo attraversare anche il territorio degli Jisosai, sono nostri alleati. Prendiamo anche questo bel esercito che era in viaggio verso nord e spostiamolo verso ovest. Per quanto riguarda abbiamo anche un bel ninja arruolato ragazzi, eccolo qui. Nagateru, guardatelo qui, 38 anni, grado 1, assassini 2, molto abile ragazzi. Portiamolo anch'esso al fronte e anche la nostra cara Gesha che ci è stata molto utile per affascinare i nemici. Cerchiamo di farcela amica. Vediamo un po'. Messaggi, è successo qualcosa, percorso bloccato. Dove si trova questo ostacolo? Ah bene, non possiamo più avanzare, però intanto, mentre mi ritrovavo a osservare queste nuove richieste di guerra, ho visto che il nostro clan si sta sviluppando molto bene. Siamo riusciti a completare già la prima fase dello sviluppo, quindi abbiamo completato le politiche civili e le tecnologie militari. Per andare avanti al secondo periodo di sviluppo, dobbiamo modernizzare le nostre infrastrutture, i nostri edifici comunali, per quindi raggiungere queste nuove tecnologie da ricercare. Ci saranno molto utili soprattutto nel combattimento, negli scontri che avverranno contro questi nuovi clan. Bene, allora diamo un'occhiata anche alla nostra forza navale. Che cosa abbiamo qui? La nostra flotta, bene, si ritrova sempre vicino alla nostra città principale. Dalla nostra città principale, adesso che guadagniamo davvero molti soldi, possiamo anche iniziare a costruire qualche edificio un po' più complicato, complesso per modernizzare il nostro clan. Allora, se costruiamo una bella cittadina nella nostra nuova città, sbloccheremo anche uno slot aggiuntivo, vediamo se possiamo rinforzare il nostro apparato bellico anche con le infrastrutture nella nostra città principale. Bene ragazzi, ci ritroviamo quasi in estate, molto bene, la stagione ideale per gli altri eserciti per far guerra, ma non per il nostro Frosty. Vediamo un po', avanziamo di stagione e vediamo cosa fanno i nostri nemici. Bene ragazzi, ci ritroviamo in estate, intanto il nostro shinobi è stato individuato, come potete vedere nel territorio nemico. Intanto tutte le truppe provenienti dai nostri territori stanno cercando di dare una mano alle nostre nuove province per quindi mandare indietro gli eserciti nemici. Ecco qua stiamo portando tutti gli eserciti al fronte a combattere, ecco qui. Come potete vedere intanto il nostro nemico si è dato da fare, ha portato avanti il suo generale, seguito da altre due unità sconosciute, vicino alla nostra città a nord Shinano, e crede di farci paura, messo qui seduto su questo bello sgabello. E adesso noi prendiamo il nostro ninja ragazzi e entriamo nella loro provincia, vediamo un po' che cosa nascondono. Ecco qua, c'è la bella cittadina di Suruga che non dispone di alcun uomo e può essere una facile preda per le nostre unità che si ritrovano in netto vantaggio. Cosa possiamo fare? Vediamo un po', saboto esercito, le porte del castello oppure sabotare qualche edificio come la bisca. Per adesso non importa questo, dobbiamo solo controllare con il nostro ninja quindi che cosa nasconde il nostro nemico dietro le sue alte montagne. Quindi vediamo un po' se possiamo utilizzare la nostra Gesha in maniera intelligente, vediamo se possiamo arrivare a questo esercito nemico a nord di Shinano e tenerlo bloccato qui per qualche istante. Intanto tutte le nostre truppe si stanno avvicinando
Disponiamo anche di numerosi introiti per reclutare delle truppe. Molto bene, vediamo un po'. Le nostre truppe stanno arrivando, perfetto, possiamo solo attendere. Trascorriamo un altro bel mese d'estate che dà il 5% alla velocità di reintegro di tutte le unità, quindi anche l'estate è favorevole per la guerra. Ragazzi, guardate un po', il nemico sta cercando di bloccare il nostro porto. C'è stata un'incursione nemica a nord di Shinano, alla nostra fabbrica di vermi, ragazzi. Guardate un po', la nostra fabbrica di vermi è stata attaccata e siamo stati anche invasi da un bel esercitone. Guardate qua, l'esercito nemico che tenta di spaventare. Guardate un po', questo sì che è un esercito, ragazzi. Vediamo un po', concentriamo tutte le nostre forze su questo esercito, dobbiamo raggruppare tutte le nostre unità. Vediamo un po', ragazzi. Reclutiamo numerose unità. Questo è il nostro bell'esercito, vediamo un po' se possiamo rinchiuderlo all'interno del nostro castello, perché può fornire sempre una sorta di supporto. E c'è stato un blocco navale a questo porto, vediamo un po' se possiamo trasferire altre unità. Allora, questo esercito sta vagando in questa provincia desolato, cerchiamo di portare tutte le nostre unità all'aiuto. La nostra Geisha può fare qualcosa? Sì, può fare qualcosa, non può distrarre, maledizione, perché non ha i soldi necessari, stiamo reclutando al massimo. Vediamo un po', diamo un'occhiata alle nostre industrie, come sta andando. 2 turni ancora per la costruzione di questa nuova costruzione. Vediamo un po' dove si trovano i porti del nostro caro amico Matsumoto, completamente dall'altro lato, ragazzi. Non faremo in tempo, però possiamo anche provarci. Proviamo a mandare la nostra nave in osservazione, vediamo un po' se possiamo farcela. Mandiamola avanti, perfetto, facciamo fare questo bel giro. Intanto noi dobbiamo trattenere il nostro nemico qui da terra. Ecco, ragazzi, il nostro nemico si sta dando da fare, sta salendo il nostro castello, eccolo qui, stiamo respingendo un attacco. Troviamo il nostro Frosty the Snowman contro questo ragazzone qui, ufficiale della marina. E guardate un po', questo, ragazzi, è un assedio davvero molto consistente. Guardate un po', 2000 uomini contro 2700 uomini circa. Questa battaglia la dobbiamo combattere, anche se in estate, ragazzi. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con le nostre unità. Benvenuti, ragazzi, all'interno del nostro castello. Ci ritroviamo quest'oggi in posizione difensiva. Vediamo un po' come possiamo posizionare le nostre truppe. Guardate un po', il nostro nemico potrà attaccarci solo dal lato anteriore, poiché nella parte retrostante troviamo il nostro mare che ci accoglie. Allora, disponiamo di tutte queste unità da tiro. Vediamo un po' di ricoprire tutti i fronti. Ecco qua. Allora, queste unità possiamo posizionarle in modo tale da difendere. Perfetto, qui troviamo i nostri cachi congliari, mettiamoli qui in posizione di difesa, in modo tale da respingere i nemici nel caso ci attacchino da questo lato. Probabilmente non avranno armi d'assedio. Posizioniamo anche le nostre unità qui, perfetto, per colpirli. Abbiamo anche 4 belle torri. Bene, diamo un'occhiata all'esercito nemico. Ecco, infatti... Cosa? È un assedio ben organizzato. Allora, ragazzi, il nemico è ben organizzato, attacchiamolo ci sta attaccando principalmente da questo frontone, quindi spostiamo le nostre unità. Ecco qui, dai, forza, correte, ragazzi, andate, voi potete rimanere qui, perfetto. E anche dall'altro lato, ragazzi, dobbiamo spostare anche queste altre unità qui nell'edizione, ci stanno proprio invadendo. Avanti, 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 vediamo un po', qualche unità anche da questo lato, perfetto. Molto bene, questa unità possiamo spostarla anche da questo lato, visto che i nemici si stanno avvicinando. Vediamo un po' cosa sta facendo. Hanno armi d'assedio? Non credo. Vediamo un po'. Ok. Abbiamo qualche altra unità che non sta facendo altro. A quanto pare no. Possiamo attendere le mosse del nemico. Allora, dispone di cachi con moschetti, ragazzi, fanteria di leva, quindi lancieri, altri cachi con moschetto, il generale, 3 generali, ragazzi, e un'altra fanteria di leva su questo frontone. Invece sul frontone nord ha dei cachi congliari, ragazzi, quindi i nostri fucilieri si dovranno dare da fare. E, ragazzi, ci sta attaccando anche dal lato... proprio dall'altro lato con dei cachi congliari. Basteranno delle unità di fucilieri. Questa unità possiamo spostarla anche sparare, però. Ok, voi preparatevi, mettetevi qui. Dai, che li buttate giù. Questi fucilieri pure stanno iniziando a far fuoco. Questa unità è inutile che la lasciamo qui perché... Ah no, ecco, ci sono altre unità, perfetto. Questa unità possiamo portarla anche qua su. Dai, forza che ce la fate, ragazzi. Fate fuoco. Adesso appena saliranno si daranno da fare i nostri cachi congliari. Il nostro Frosty possiamo posizionarlo anche qui.
Forza, 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 stanno iniziando a far fuoco. Dai, 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 dai. Da questo lato come sta andando? Ecco, già stanno salendo. Eccoli qua ragazzi, maledetti stronzi. Adesso ci sono i nostri lancieri. Avanti, avanti, facciamo ritirare le nostre unità, mettiamole sul lato e facciamo avanzare i nostri lancieri. Bene, 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 bene. Anche dall'altro lato ci stanno aiutando. Forza, 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 forza. Andate, andate. Quest'altra fanteria di leva che sta facendo qui? Nulla, mettiamola in questa posizione. Da questo lato intanto andate, andate. Avanti, avanti, avanti. Si stanno scontrando? Sì, 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 perfetto, si sono scontrati. Avanti ragazzi, sparate. Da questo lato che stanno facendo, ecco, un bel fuoco di copertura dal lato. Queste unità possiamo spostarle anche qui, da questo lato, perfetto. Mettiamole qua. Ok, 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 dai, forse ce la fate. Vediamo, vediamo, questa unità possiamo metterla anche qui. Perfetto, ecco sono saliti ragazzi. Il nostro Frosty è qui pronto a sostenere le nostre unità. Da questo lato ci stanno scavalcando ragazzi, ma sono molti di più. Forza, forza, questa unità mettiamola per bene. Qui. Forza, forza, mandiamo via questi stronzi. Forza, 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 forza. Sparate ragazzi, sparate. Sparate a tutta forza. Sparate, sparate, sparate. Incoraggiamo queste unità in modo da aumentare la loro abilità. Forza, 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 forza. Siete sotto il fuoco nemico. Dovete scappare, maledetti. Da questo lato come sta andando? Forza, forza, mettetevi qua più larghi, molto bene. Questi stanno continuando a far fuoco. C'è anche la nostra torre che ci aiuta. Vediamo un po', questa unità di lancieri ci serve da questo lato ragazzi, perché stanno per scavalcare. Qui come sta andando? Ecco, si stanno avvicinando. Continuate ragazzi a far fuoco, tanto stanno camminando i nostri amici. Ecco qua ci sono altre unità, possiamo posizionarle qui. Perfetto, qua ce ne sono altre. Perfetto, mettiamole anche qui. Scontrate? Sono scontrate, portiamo indietro i nostri fucilieri. Avanti, 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 avanti. Qui, 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 qui. Perfetto. Cosa? Quale generale sotto attacco? Frosty? No, guardate dov'è Frosty ragazzi. Maledizione, maledizione, guardate dov'è Frosty. No, dannazione, l'hanno intrappolato. Scendete qua. Queste unità devono salire qui. Maledizione ragazzi, Frosty non lo possiamo perdere. Qua a sud deve stare. Maledizione. Forza, 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 forza. Queste unità possiamo girarle così. Anche queste. Andiamo, andiamo, andiamo. Qua come sta andando? Prendiamo questo generale e portiamolo da questo lato. Portiamole qui. No, il nostro Frosty no, ragazzi, no, il nostro Frosty. Maledizione, ho perso un attimo di vista. Guardate un po' quello che sta succedendo. Ancora che regge questa unità qua su. È in svantaggio. Wow. Dai, 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 scendete qua giù e combattete. Forza, forza, forza. Qua sparano ragazzi sul fianco, ma non riusciamo a fare granché. Dov'è il Frosty? Eccolo qui, mettiamolo qua ragazzi, pronti a fare la chiamata a raccolta. Dai, 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 dai. Queste unità qua su, qua su, qua su. Queste unità, bene, possiamo metterle qui. Vediamo come va. Ecco qua, proprio su questo frontone. Ok, ok, ci sono tantissime unità che stanno facendo fuoco. Frosty è pronto, ecco, li stiamo respingendo da questo lato ragazzi. Mettiamo anche queste unità qua su, sul muretto. Da questo lato come sta andando? Ecco, ci stanno attaccando anche da questo lato. Dannazione, prendiamo una bella, anzi due belle unità di fucilieri, portiamole da questo lato. Dai, 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 che li stiamo distruggendo. Dai, dai, dai ragazzi, sono saliti qui. Dai, date una mano, date una mano, date una mano qui. Questo è il nostro generale, perfetto. Avanti, portiamo tutte le nostre unità da questo lato perché ci stanno facendo un bel giretto. La vittoria è Ecco, vicina, la vittoria è signori. vicina. Dai che ce la facciamo ragazzi a rispondere a questo attacco imminente del nostro nemico. Traditori. Mi volevo attaccare prima io. Questa unità possiamo portarla qui. Perfetto, dai ragazzi, forza, correte, datevi una mossa. Forza, forza, forza anche questi. Perfetto, dai, 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 mettetevi qui. Anche da questo lato potete posizionarvi qua su. E questa da questo lato. Avanti, salite. Perfetto, dai, dai, qua c'è il nostro generale. Forza, 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 non li fate arrivare, non li fate arrivare. Questa è un'unità di cavalleria, ragazzi. Una Kikon Yari che è scesa dal cavallo. Chissà che cosa crede di fare. Mettiamo davanti i nostri fucilieri. Adesso li accogliamo per benino. Avanti, 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 avanti. Forza, ragazzi, fate un fuoco di soppressione. Penso che ce la facciamo. Avanti, avanti, avanti. Avanti, forza, anche voi da questo lato. Andate avanti. Ok ragazzi, possiamo ritenerci soddisfatti. Posizioniamo anche le nostre unità da questo lato in modo tale da cogliere il nostro nemico
dalle retrovie, abbiamo colto un'importante vittoria, ecco qui ragazzi. Dobbiamo ringraziare anche il nostro Frosty the Snowman, che è stato fondamentale, anche se ci ha fatto prendere un bello spavento, è passato in mezzo ai nemici, non me ne sono neanche accorto. Vittoria ragazzi. Bene, ora abbiamo distrutto questo enorme esercito nemico, speriamo di addentrarci nel vivo della campagna nel momento in cui effettueremo una nostra controffensiva. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.